Parliamo di Zaia e di questa sua idea dei due bicchieri. Io adesso io non vorrei contestare un ministro che ha detto una frase a effetto nel contesto più facile. Se succede, certo che se in una platea di produttori di vino si dice consumatene di più, aboliamo le leggi che ne limitano il consumo, si unita l'applauso. Però io in quel momento non posso negarlo, ho pensato anche ai tanti genitori che hanno avuto ragazzini morti per un eccesso di alcol, ho pensato a intere famiglie distrutte perché qualcun altro guidava in condizioni in cui non avrebbe dovuto mettersi alla guida. Quindi io sto dalla parte di chi difende la vita, di chi la difende per davvero in questo caso. Il che non vuol dire che la norma dello 0,2, 0,3 o 0,5 come adesso sia giusta. Probabilmente i limiti variano da individuo a individuo. Però, almeno per chi guida, guidi in condizioni per favore sobrie. E questo anche ai produttori non crea problemi, basta bere con saggezza, basta bere a casa, se il problema è quello di arrivare fino alla stanza da letto, allora bevete tutto quello che volete o tutto quello che la vostra coscienza vi dice di bere. Ok, grazie.